Salve a tutti e benvenuti al nuovo tutorial della CIE del Veneto relativo all'emergenza coronavirus. Oggi affronteremo il tema delle misure a sostegno della famiglia contenute nel decreto Cura Italia. Con noi a spiegarci il tema c'è il nostro esperto Stefano Boscarin, che è il direttore regionale della CISL INAS, che è il patronato della CISL del Veneto. Ciao Stefano. Buongiorno a tutti. Allora, si è parlato tanto delle misure a sostegno della famiglia di questo decreto Cura Italia e se ne sono dette tante cose. Ecco, ci puoi fare un po' una panoramica rispetto al tema che vediamo ha avuto più interesse rispetto a quello dei congedi straordinari? Abbiamo i bambini a casa da scuola, i genitori che hanno necessità di assentarsi dal posto di lavoro, sono passati già qualche giorno. Ecco, per quanto riguarda il settore privato, cosa ci puoi dire? Beh, sicuramente è un aiuto utilissimo per le famiglie perché ovviamente avendo tutti gli ordini e i gradi delle scuole sospesi da parecchio tempo, la legge attuale, il decreto legge, dà la possibilità dal 5 marzo per i lavoratori del settore privato di questo congedo parentale straordinario di 15 giorni. Può essere usufruito in maniera continuativa e frazionata per i figli di età non superiore ai 12 anni. Qual è la valutazione che si può dare? Beh, sicuramente che questo congedo dà la possibilità di avere un'indennità del 50% della retribuzione, mentre per quanto riguarda il congedo parentale normale è una retribuzione al 30% divisa a seconda dell'età di vita dei bambini. Questo permesso è riconosciuto alternativamente o al padre o alla madre. C'è solo una condizione, che l'altro genitore in ogni caso non sia beneficiario di qualche altro strumento a sostegno del reddito, per esempio essere in cassa integrazione e così via, oppure sia disoccupato, perché allora in questo caso può accudire lui ai figli. E il limite di 12 anni, importante da ribadire, non si applica per i figli disabili, quindi per figli studenti disabili oltre i 12 anni si possono avere. Tra i 12 e i 16 anni invece c'è un'altra particolarità: si possono sempre richiedere questi 15 giorni, però in questo caso sono senza retribuzione, quindi la persona sta a casa, non può essere licenziata dal posto di lavoro, però ovviamente non ha né retribuzione né contribuzione. Ecco, ci puoi aiutare rispetto alle modalità per presentare le domande, perché per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, perché tutti stanno cercando i moduli, come fare, dove spedire, cosa ci puoi dire? Qual è il consiglio migliore? Allora, al momento il consiglio migliore che possiamo dare è di attendere un attimo, nel senso che prima di tutto non c'è ancora la circolare applicativa dell'INPS e anche non c'è il programma telematico dell'INPS. Proprio in queste ore stiamo valutando come inserire questo programma nel programma normale dell'INPS, però il consiglio che do è di eventualmente, per avere notizie e così via, possono tranquillamente passare ai nostri telefonare o mandare mail ai nostri patronati, al nostro patronato della CISL, però nel contempo attendere un attimo. In ogni caso, questo permesso per chi sta già usufruendo del congedo parentale normale può tranquillamente, quando verrà istituito il programma telematico, fare la variazione che venga considerato come straordinario, con l'aumento quindi della retribuzione al 50%, e nel contempo tenere questo a parte e tenere valido quegli altri periodi. E si perde qualcosa aspettando qualche giorno a fare la domanda, come ci dicevi. Oggi la registrazione di questo tutorial è del 19 marzo, quindi ci dici di aspettare qualche giorno. Succede qualcosa se aspettiamo qualche giorno, perdiamo qualcosa? Allora, assolutamente non viene perso il diritto, perché il diritto c'è dal 5 marzo, quindi in ogni caso può anche chiederlo successivamente, perché sicuramente anche la data del 5 aprile di chiusura, ultima chiusura delle scuole, non ci sarà e probabilmente verrà prorogata, quindi la necessità verrà eventualmente spostata in avanti. Però credo che sia fondamentale avere una situazione fluida, in modo che l'operatore del patronato possa dare la risposta più adeguata. Va bene. E per quanto riguarda invece il settore dei dipendenti pubblici, cambia qualcosa? Le regole sono le stesse, le modalità sono le stesse o ci sono delle particolarità? Allora, per quanto riguarda il settore pubblico abbiamo le stesse modalità dal punto di vista della normativa,
cambia solamente due cose. La domanda deve essere presentata non tramite l'INPS, ma direttamente all'amministrazione. E l'altra cosa importante è che se ci sono due persone, solamente una persona pubblica può beneficiare di questi 15 giorni e non alternativamente come effettivamente nel settore privato. Molto bene. E quindi la parte dei congedi straordinari l'abbiamo vista, ci sono però anche altre figure che possono accedere ai congedi, no? Quali sono? Le altre due figure sono gli iscritti alla gestione separata, che anche loro avranno diritto per i bambini sotto i 12 anni al 50% della retribuzione, però con un calcolo particolare relativo alle loro retribuzioni. E anche i lavoratori del settore autonomo, anche loro hanno diritto a questo beneficio, legato anche loro alla retribuzione giornaliera oraria. E in alternativa ai congedi, ci sono altri strumenti che la famiglia può utilizzare? Allora, in alternativa ai congedi ci può usufruire del bonus babysitting, che serve appunto di avere un introito di 600 euro massimo per i lavoratori del settore privato, che è aumentato a 1000 euro per i lavoratori che sono o medici o infermieri o personale tecnico radiologo. In questo caso qua la procedura è diversa, perché bisogna essere titolari, mettendo domanda apposita all'INPS col PIN personale del libretto di famiglia, e dopo si può fare la richiesta di questo bonus. Va bene. E per quanto riguarda invece la disabilità, c'è il tema della disabilità, c'è qualcosa che viene incontro alle famiglie per questo periodo o no? Allora, per quanto riguarda i permessi a legge 104 c'è un'importante novità. Fino adesso la legge prevede che si può avere diritto a 3 giorni di permessi mensili frazionati per assistere un familiare disabile, e quindi 3 giorni al mese, frazionati in ore o giorni o mezze giornate. La legge che è stata appena introdotta dà la possibilità di usufruire, oltre a questi 3 giorni del mese di marzo, facciamo esempio, e 3 giorni del mese di aprile, di usufruire di ulteriori 12 giorni che devono essere assolutamente goduti entro il 30 di aprile. Quindi facciamo un esempio molto banale: se uno ha già usufruito 3 giorni della normativa normale fino adesso nel mese di marzo, può eventualmente chiedere 5 giorni questo mese e altri 7 giorni nel mese di aprile. In totale avrà diritto tra marzo e aprile a 18 giorni di permesso per assistere a figli disabili o a persone disabili in famiglia. L'importante è che sia sempre riconosciuto l'articolo 3,3 della legge 104 del 92 per l'handicap in situazione di gravità. Anche in questo caso, scusa, ultima cosa, anche in questo caso, se uno è già titolare del permesso non ha nessun problema, può solamente comunicare al datore di lavoro i giorni nei quali usufruirà dei rimanenti 12 giorni. Se invece uno non avesse ancora fatto la domanda dei permessi normali, partecipa, fa una richiesta tramite il patronato all'INPS di usufruire dei permessi e dopo la via normale. Perfetto. Grazie Stefano. Per quanto riguarda questi congedi, una domanda, sono 12 complessivamente marzo e aprile, giusto? Non 12 più 12, no, giusto? sono 12 complessivi tra marzo e aprile. C'è stata proprio una spiegazione in tal senso. Perfetto, grazie Stefano, sei stato chiarissimo. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che abbiamo il canale dell'Infoline, che è della mail, a cui rispondiamo a tutte le casistiche e a tutti gli approfondimenti che ci vengono richiesti. La mail è coronavirus@cilveneto.org e, come abbiamo capito da Stefano, abbiamo gli esperti dei patronati INAS, CISL di tutto il territorio del Veneto a vostra disposizione. Consigliamo, come diceva prima Stefano, di utilizzare il canale mail, visto che ci sono molte richieste, per porre il quesito. In sovraimpressione sono comparsi i vari riferimenti territoriali, il patronato è presente in tutto il territorio del Veneto, quindi scrivete e poi sarete ricontattati in base alla vostra necessità. Grazie a tutti, grazie Stefano ancora. Grazie a voi tutti. Alla prossima.